abitanti in meno al giorno e quasi 25 posti letto turistici in più. I dati dell'Osservatorio Civico Indipendente per la Casa denuncia l'impennata del fenomeno che sta portando Venezia allo spopolamento. La nuova legge regionale che prevede l'obbligo di fosse settiche negli immobili ricettivi potrebbe frenare le locazioni turistiche. A Venezia la maggioranza degli stabili non è accordata al sistema fognario. Si stava dirigendo verso Venezia l'aereo ultraleggero che questa mattina si è schiantato in provincia di Bergamo. A bordo un 51enne con le 3 figlie. Nello schianto ha perso la vita una di loro, una quindicenne. Lunedì dalle 10.45 su Antenna 3 edizione straordinaria dei nostri telegiornali per l'incontro tra il governatore Zaia e il ministro Boccia sull'autonomia, ospiti in studio e collegamenti da Palazzo Balbi. Favorevoli e contrari alla separazione tra Venezia e Mestre si organizzano per il referendum. Ecco le ragioni dei no degli albergatori e del sì di Gianangelo Bellati. Ai domiciliari dopo aver rubato nella canonica di una chiesa di Spinea, 37enne scoperta dai carabinieri come responsabile di una doppia incursione in una farmacia di Milano. È giunto oggi a Venezia dalla bocca di porto del Lido lo yacht a vela dei record, lungo 143 metri, è il più grande del mondo e rappresenta un gioiello di altissima tecnologia. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, questi i titoli, ma apriamo con una notizia appena giunta in redazione. Un'esplosione si sarebbe verificata circa un'ora fa all'interno di Fincantieri. Sul posto dove stanno intervenendo i vigili del fuoco sono arrivate anche volanti della polizia. Secondo quanto appreso non ci sarebbero vittime né feriti. Naturalmente si sta cercando di ricostruire quanto accaduto e le possibili cause dello scoppio. Vi terremo aggiornati nel corso del nostro telegiornale. Venezia ha sempre meno abitanti e sempre più turisti, un fenomeno che ha raggiunto negli ultimi anni livelli allarmanti. Ecco gli ultimi dati. Ogni giorno che passa Venezia perde 3 abitanti. Ogni giorno che passa a Venezia ci sono quasi 25 posti letto turistici in più, perlomeno considerando la media del 2016-2018. Quelli resi noti nella sede del gruppo 25 aprile dall'Osservatorio Civico Indipendente per la Casa e la Residenzialità a Venezia sono i numeri della scomparsa dopo 1000 anni di storia del tessuto sociale di una città. Abbiamo utilizzato 3 tipi di fonti dati diverse. Il primo sono le fonti dati del comune, cioè sul portale GeoIDS ci sono i dati sulle locazioni turistiche e le strutture alberghiere nel territorio. La seconda fonte invece è l'ufficio statistica della regione che fornisce la serie storica sulle strutture ricettive sia alberghiere che non dal 97 al 2018 e la terza fonte dati sono i dati scaricabili liberamente da chiunque dal portale Inside Airbnb. A Cannareggio e Castello, tradizionalmente i sestieri in cui resiste ancora un barlume di città, il rapporto è ormai di un turista per ogni abitante e mezzo. A San Polo, Santa Croce e Dorsoduro il rapporto è di 1 a 1, un residente, un turista. Nel sestiere di San Marco per ogni residente ci sono 2 turisti e mezzo. In un isolato su 4 ci sono più posti letto per turisti in locazioni turistiche che veneziani residenti. I posti letto hanno conosciuto un boom guardando i dati soprattutto dal 2016, il 2017, il 2017 e il 2018. In questi ultimi 2 anni sono aumentati di quasi 18.000 posti letto totali, che è quanto ci avevano messo a aumentare nei 15 anni precedenti come termine di paragone. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi se tra poco Venezia potrà ancora definirsi una città, visto che l'esodo dei residenti e le aperture turistiche non solo continuano, ma oramai coinvolgono massicciamente anche Mestre. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi che piano, che idea, che progetto, che visione di città abbiano o abbiano avuto le giunte che si succedono da decenni a Caffarsetti. Il turismo del B&B, oltretutto, è a beneficio di pochi. E se guardiamo gli annunci presenti per appartamenti interi sulla piattaforma di Airbnb, vediamo che circa 2 su 3 appartengono a un gestore che ne gestisce più di uno e quindi c'è una minoranza di host che gestisce la maggior parte degli appartamenti, quindi non è vero che sono soprattutto appartamenti di singoli che fanno attività occasionali, che affittano una stanza in più. Nello specifico, per esempio, c'è il 5% che accentra la maggior parte degli annunci, che ne gestisce 1/3 degli annunci totali sulla piattaforma. Questa dunque è l'attuale situazione di Venezia, ma all'orizzonte c'è una legge regionale che potrebbe invertire la tendenza.
L'invasione turistica senza freni che rischia di cancellare Venezia è vissuta anche da altre città europee ed americane, ma a copiare i provvedimenti di limitazione delle affittanze turistiche adottati all'estero comporterebbe ritocchi al codice civile che non sono certo di competenza degli enti locali come il comune o la regione. La nuova legge regionale sulle locazioni turistiche però ha introdotto da un lato l'obbligo di un codice identificativo a contrasto dell'abusivismo, dall'altro l'obbligo della presenza nell'immobile di fosse settiche. Quest'ultimo requisito potrebbe avere un effetto dirompente in una città antica come Venezia, dove secondo Marco Gasparinetti del gruppo 25 Aprile, quasi 3.000 iscritti di residenti resistenti veneziani, il 70% del territorio non è raccordato al sistema fognario. La situazione è che dove c'era un pensionato o due pensionati e ci si mettono 8-10 letti per i turisti, tutte le acque nere finiscono direttamente nei reni e canali. Questo è inaccettabile perché crea un duplice problema per Venezia: perdita di residenti e anche aumento del carico inquinante nei reni e canali. E quindi con l'obbligo delle fosse settiche laddove non c'è la rete fognaria possiamo risolvere due problemi in un colpo solo. Il nuovo regolamento edilizio è stato già licenziato in tal senso dalla Giunta Comunale di Venezia, ma dovrà ora passare al vaglio del Consiglio Comunale, dove secondo il gruppo 25 Aprile potrebbe esserci il rischio di emendamenti che ne stravolgono l'efficacia. Se così non fosse, forse si potrebbe assistere ad una svolta capace di invertire una tendenza che appariva inarrestabile. Muore il nonno e mi trovo l'appartamento, che faccio? Oggi come oggi tutti fanno locazioni turistiche, l'applicazione rigorosa della nuova legge regionale potrebbe portare molte persone a ripensare e considerare anche l'opzione di fare locazioni di lungo periodo ai residenti. Poi c'è l'aspetto di chi già fa locazioni turistiche senza essere collegato alla rete fognaria, quindi con gli scarichi che finiscono direttamente nei reni e nei canali. In questo caso, se l'obbligo di fosse settiche diventasse retroattivo, in effetti potrebbero esserci, e lo possiamo immaginare, una serie di problemi e che potrebbero portare anche alla chiusura di certe attività. Si stava dirigendo verso Venezia l'aereo ultraleggero che questa mattina si è schiantato a Orio al Serio in provincia di Bergamo. A bordo c'erano un uomo di 51 anni con le 3 figlie, 2 gemelle di 15 e l'altra di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle 2 gemelle. Secondo quanto riferito, il velivolo aveva avuto problemi poco dopo il decollo. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze, 2 automediche e l'elisoccorso. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale. Il padre si trova in gravissime condizioni. E si è spento questa mattina all'età di 45 anni, poco dopo le 6, il collega giornalista Pierluigi Tamburrini, addetto stampa del comune di San Donà e dell'ex provincia di Venezia, residente a Venezia. Tamburrini, da molti soprannominato Pierre, era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Triestina a Meolo nel giugno 2018. Stava rientrando a casa dopo la chiusura della campagna elettorale di Andrea Cereser, sindaco di San Donà, candidato per un secondo mandato, a bordo della sua auto quando è rimasto coinvolto in uno schianto con altre 4 auto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Dopo poco più di un anno, questa notte all'ospedale civile di Venezia, dove era ricoverato, ha avuto un attacco febbrile e un'infezione che gli sono state fatali in una situazione già molto compromessa. Lascia la moglie Martina e la figlia Livia, alle quali vanno le condoglianze di tutta la nostra redazione. Parliamo adesso di autonomia. A meno 2 giorni al vertice di Venezia tra il governatore Zaia e il ministro Boccia. Oggi dall'Assemblea degli Industriali di Vicenza, Zaia ha ribadito ancora una volta che non cederà. Se non sarà con questo governo, ha detto, a concederla sarà un altro. Autonomia sempre e comunque, il Veneto non cederà il passo, che lo sappia il ministro Boccia, atteso lunedì in regione. Il governatore del Veneto Luca Zaia all'Assemblea degli Industriali a Valdagno va diritto per la sua strada, che è quella voluta dalla maggioranza dei veneti e segnata dal referendum del 2017. Dopo un botta e risposta a distanza, lunedì sarà la volta del confronto diretto, l'ennesimo per cercare di far valere il progetto di autonomia veneta. Sarà l'occasione per presentare il nostro progetto, per consegnare ufficialmente anche a lui la bozza d'intesa e per presentare al ministro Boccia la delegazione trattante. Vedrà in faccia gli accademici, vedrà coloro che hanno vinto peraltro anche davanti alla Corte Costituzionale contro il governo Renzi
e dimostreremo tutta la bontà del nostro progetto, quindi il governo è nelle condizioni di firmare e di darci subito l'autonomia se decide di darcela, altrimenti arriverà qualcun altro che ce la darà questa autonomia. Sussidiarietà, autonomia differenziata, 5, 15, 12 materie, si sprecano i paletti da mettere alla richiesta di autonomia del Veneto e se il ministro Boccia vuole un'autonomia su base costituzionale a replicarli all'ex ministra Erika Stefani che fino a ieri ha lavorato sull'autonomia. Vuole farla secondo Costituzione, il progetto che io avevo avanti, sul quale ho lavorato, era ovviamente un progetto costituzionale. E di sussidiarietà, come se l'autonomia veneta andasse a scapito delle regioni del sud, il governatore Zaia non ne vuol sentire nemmeno parlare. Sussidiarietà, solidarietà, unità, coesione sono prerequisiti per l'autonomia. È come andare da un concessionario e chiedere di comprare un'auto e continuare a stressare il venditore dicendo ma le 4 ruote, l'auto senza 4 ruote non esiste, l'autonomia senza i requisiti solidarietà, unità e coesione nazionale non esiste, perché è inutile che continuiamo a ripetere sta roba. Incontro quello di lunedì tra Zaia e il ministro Boccia che le telecamere di Antenna 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali a partire dalle 10:45, ospiti in studio e collegamenti da Palazzo Balbi. Ore 11, Palazzo Balbi a Venezia, il giorno dell'atteso incontro tra il governatore Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia dunque è quasi arrivato. Sul tavolo il dossier dell'autonomia, un vertice che le nostre telecamere seguiranno in diretta sin dalle prime battute con un'edizione straordinaria dei telegiornali in onda sulla nostra emittente a partire dalle 10:45. In studio insieme al vice direttore Ferdinando Avarino, Graziano Azzalin del Partito Democratico e Simonetta Rubinato di Veneto Vivo e poi collegamenti in diretta da Palazzo Balbi per seguire da vicino il vertice e raccogliere a caldo le dichiarazioni dei protagonisti. L'incontro sarà l'occasione per il Presidente del Veneto di ribadire le richieste della Regione, la volontà di ottenere le 23 materie e di arrivare in tempi brevi a chiudere la partita. Dall'altra la posizione del governo giallorosso e dello stesso ministro che sin dal giorno del giuramento davanti al capo dello Stato si era detto pronto a prendere in mano la questione, ma contemporaneamente aveva chiarito di volere un'autonomia non solo per alcune regioni ma per tutte che garantisse l'unità nazionale. Lunedì il ministro vedrà prima Zaia che consegnerà nelle mani di Boccia la bozza sull'autonomia, poi la commissione trattante. Una giornata importante che potrebbe segnare una svolta decisiva e che le nostre telecamere seguiranno in diretta. Militanti leghisti impegnati a Venezia nella raccolta firme contro il governo sono stati, secondo quanto rende noto il parlamentare della Lega Alex Bazzaro, minacciati ed insultati da un gruppo di balordi che aveva l'intento di scoraggiare chi era in coda per firmare. I nostri militanti, racconta Bazzaro, hanno continuato la raccolta firme protetti da un cordone di forze dell'ordine. Non saranno questi soliti idioti, ha concluso l'esponente leghista, a fermare la nostra libera espressione di idee. Solidarietà è stata espressa dal deputato e commissario della Liga Veneta Lorenzo Fontana. In attesa che venga fissata la data del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, iniziano le prese di posizione anche da parte delle associazioni di categoria. Tra chi propende per il no, il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa. Il Consiglio direttivo si riunirà ad ottobre e deciderà la posizione da prendere. Io posso dire che negli altri 4 referendum i consigli direttivi precedenti hanno sempre deliberato di essere a favore dell'unione tra le 2 aree di un'unica città. Non solo, nel nostro statuto c'è lo spirito unionista, perché c'è proprio scritto che noi rappresentiamo gli alberghi di Venezia e Mestre insieme, per cui io penso che poi alla fin fine il Consiglio direttivo dirà anche questa volta sì all'unione tra le 2 aree della città. Di certo per ora c'è solo che il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre si dovrà fare, su quando le ipotesi sono aperte, ma visto che le elezioni amministrative saranno nella primavera del 2020, per prassi o si vota entro Natale o si va addirittura al 2021. Ciò non toglie che il dibattito politico già ferve. Claudio Scarpa, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, si schiera tra chi è decisamente contrario alla divisione in 2 comuni. Intanto prima di tutto la dimensione conta, per cui una Venezia da sola non conterebbe più assolutamente nulla. Inoltre i problemi della città di Venezia, anche della città storica, si risolvono su Mestre. Cito una sola cosa: la Gronda Lagunare è una grandissima area di sviluppo che dovrebbe unire le 2 città e una buona amministrazione può riuscire a unire queste 2 aree, la città Venezia e Mestre, attraverso uno sviluppo della Gronda Lagunare, però lo si può fare solo unicamente se c'è un unico comune, altrimenti quell'area diventa un'area di scontro
tra due amministrazioni. Scarpa ricorda i problemi che si erano presentati dopo il distacco di Cavallino Treporti dal comune di Venezia e traccia un parallelo su cosa accadrebbe nel caso a dividersi fossero Venezia e Mestre. E quindi problemi di carattere burocratico. E poi ci sarebbero anche problemi di carattere amministrativo, penso ad esempio all'aeroporto, a chi ricade il porto, a chi ricade tutto lo sviluppo ad esempio alberghiero che c'è stato su Mestre, cosa ne sarebbe, per cui sarebbero tutta una serie di problemi di carattere, il casinò, una serie di problemi di carattere amministrativo che sarebbero difficilissimi da risolvere. I vantaggi ci sono sia per Venezia che per Mestre. Ne parliamo con uno dei maggiori promotori referendari, Gianangelo Bellati. Per molti sostenitori del no, il sindaco di Venezia in primis, ce ne sono altrettanti che invece vedono gli innumerevoli vantaggi di quella che più di una separazione si può definire la nascita di due comuni a sé, con una loro identità, ma soprattutto, come spiega uno dei maggiori promotori referendari, con enormi vantaggi per entrambi. Il primo vantaggio riguarda sicuramente il fatto che a Venezia si può fare la richiesta di uno statuto speciale riconosciuto sia a livello nazionale che a livello europeo. Questo perché? Perché noi vogliamo far sì che ci siano delle attività economiche che siano alternative a quelle turistiche. Per far questo bisogna ridurre i maggiori costi di vita, di gestione, sia per i residenti, persone, famiglie, sia per le aziende a Venezia, quindi esenzioni fiscali come conseguenza di questo comune autonomo. Per quanto riguarda Mestre, una gestione più attenta, penso che ogni cittadino mestrino abbia notato come ci sia una gestione poco attenta ai problemi che ognuno ha in questa città. Cito per esempio solamente lo spopolamento del centro, negozi che lasciano perché ci sono sempre più ipermercati che vengono fatti fuori della città, nella periferia, e poi questi ostelli, ormai questo problema del turismo che sta diventando assillante anche per Mestre. Eppure si tratta del quinto referendum. Perché proprio ora dovrebbero cambiare le cose? Continuano a dire che il comune unito è il futuro. No, è esattamente l'opposto. Il comune unito non ha un futuro. Quindi noi abbiamo al quinto referendum la speranza, ormai la certezza, perché sentiamo i cittadini intorno a noi, tutti hanno capito che sono due città diverse, Venezia e Mestre. Per risolvere i loro problemi ci vogliono scelte diverse, amministratori diversi. Fra l'altro questo non costa di più, anzi. Prima di fermarci per la pubblicità c'è un aggiornamento sulla notizia data in apertura di questa esplosione che ci sarebbe stata un'ora fa a Fincantieri, all'interno di Fincantieri. Lo scoppio sarebbe stato provocato, ma bisogna usare ancora il condizionale, da un tubo di aria compressa che sarebbe appunto esploso. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta con la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale. Stamattina è arrivata alla Guardia Costiera di Chioggia la segnalazione del ritrovamento di un cadavere in mare al largo di Porto Barricata nel comune di Porto Tolle. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di Luigino Drago, il 68enne rodigino che domenica scorsa si era inabissato nel corso di un'immersione nell'area delle Tenue al largo di Chioggia. L'ultimo a vederlo è stato un amico che era in barca con lui, poi se ne sono perse le tracce. Le ricerche dei giorni successivi non hanno portato a nulla. Ad avvistarlo è stato un diportista che si trovava a 4-5 miglia di distanza dalla costa di Porto Barricata e subito ha lanciato l'allarme. Gli accertamenti delle prossime ore potranno stabilire con esattezza l'identità del sommozzatore. Rapinato del cellulare mentre tornava a casa dopo essere uscito da scuola, è accaduto in via Piave a Mestre. Un 14enne è stato derubato del cellulare e minacciato da una donna in via Piave a Mestre. Stava tornando a casa poco dopo le 13 quando ad un certo punto è stato avvicinato. La signora, di mezza età, bianca e italiana, l'avrebbe guardato chiedendogli l'ora con un sorriso e il 14enne, che era appena uscito da scuola, ha preso il cellulare e con un colpo di mano la donna gliel'ha strappato. «Stai zitto», ha detto, «e non dire nulla a nessuno». Non sto scherzando, se parli con qualcuno di questa storia passerai guai grossi. A quel punto, dopo le minacce, la donna si è allontanata rapidamente a piedi dalla zona, mentre il ragazzino è tornato a casa di corsa piangendo e raccontando tutto ai genitori. Senza perdere tempo, a quel punto i familiari si sono precipitati nel commissariato di Mestre per sporgere denuncia. Le volanti immediatamente si sono messe alla ricerca della rapinatrice. Più volte hanno fatto il giro della zona, senza però riuscire a trovare la donna.
Probabilmente non era sola, forse con lei c'era qualcuno che la aspettava in auto. Rubava mentre era agli arresti domiciliari, una 37enne è stata arrestata e portata in carcere. Arrestata lo scorso aprile dopo essere stata colta sul fatto mentre rubava nella canonica della chiesa di Santa Bertilla a Spinea, la 37enne di nazionalità slovacca non ha smesso di dedicarsi ai furti ed è stata scoperta dai carabinieri come responsabile di una doppia incursione in una farmacia di Milano. Il titolare aveva sporto denuncia alla stazione di Spinea e i militari hanno poi capito che si trattava proprio della donna. Nonostante fosse ai domiciliari, approfittava delle poche ore di permesso per lasciare l'abitazione e rubare. Quando fu arrestata ad aprile, la donna si era tra l'altro dimostrata decisamente poco collaborativa, prendendo a calci e pugni i carabinieri e quindi era stata giudicata colpevole anche di resistenza a pubblico ufficiale. Ora il giudice ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione e la donna è stata trasferita nel carcere della Giudecca. Voltiamo pagina e torniamo a parlare del contratto dei dipendenti comunali, perché dopo le accuse dei Cobas ora arriva la replica della RSU. Noi abbiamo avuto il mandato dei lavoratori e abbiamo rispettato quello che è il mandato dei lavoratori, tant'è che è stato sancito con il referendum dove ci hanno dato ragione. Dopo l'acceso appello dei Cobas, CGIL e Cisle Will di rivedere la firma del contratto decentrato dei dipendenti comunali vista l'affluenza referendaria alle urne, arriva immediata la replica dell'RSU. C'è da tenere in considerazione una cosa, che rispetto al referendum precedente il numero dei lavoratori è diminuito, quindi da 3.000 siamo passati a 2.700. Abbiamo avuto un'affluenza dei diritti al voto di 63%, di questo 63% il 76% ha votato a favore di questo contratto. Non si sarebbe arrivati a nessuna firma se non fosse stata una cosa solo che positiva per i dipendenti del Comune di Venezia. Per tutti noi, componenti dell'RSU, la maggioranza e tutte le sigle sindacali, riteniamo questo contratto di gran lunga migliorativo rispetto al contratto che attualmente era vigente, sia sulla parte normativa, quindi con in particolare grandi articoli sull'orario di lavoro, sulla flessibilità, sulle ferie solidali, sui rapporti con il CUG, con i rappresentanti della sicurezza, tavoli tematici per i servizi educativi, per la polizia locale, previdenza della polizia locale che completamente non c'era negli ultimi 10 anni e tantissime altre cose, sia sulla parte economica perché si è raggiunto una produttività media di 1.500 euro, quindi 400 euro in più lordi rispetto all'anno precedente, il doppio rispetto a 3 anni fa. Secondo Rocco le richieste dei Cobas sono poco concrete, poco reali. Finché Cobas e chi sono i promotori del no non portano realmente, concretamente una proposta al tavolo, una proposta reale che possa essere presa in valutazione da questa amministrazione. È giunto oggi a Venezia dalla bocca di porto del Lido lo yacht a vela da record lungo 143 metri realizzato su progetto dell'archistar Philip Stark. È un gioiello di altissima tecnologia battezzato A e di proprietà del magnate russo Andrei Melnichenko, classificato come 90° uomo più ricco del mondo da Forbes. A è considerato lo yacht a vela più grande del mondo. E con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona domenica. Bentrovati al meteo. Maltempo in arrivo sul nostro territorio, domenica peggiorerà via via a causa di una perturbazione atlantica in transito proprio sulle nostre regioni settentrionali. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo coperto, al mattino però il tempo sarà inizialmente stabile. Nel pomeriggio avremo le prime piogge, specie sul Veronese, il Vicentino, il Padovano. Entro la serata poi i fenomeni saranno in intensificazione un po' su tutta la regione, localmente anche forti durante la nottata. Temperature in nuovo calo con minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 21 gradi circa. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una giornata nuvolosa, ma entro la serata arriveranno i temporali un po' dappertutto, attenzione perché localmente potranno essere anche forti.
Temperature anche qui in calo, minime tra 10 e 16 gradi, massime oscillanti tra i 20 e i 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui peggiorerà con temporali via via più diffusi un po' su tutto il territorio. Temperature in lieve diminuzione, minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.